Siamo qui oggi a Rovigo a sostenere la manifestazione contro le trivellazioni al largo dell'Adriatico. È impensabile la posizione assunta dal Presidente Zaia, dove ingranando una velocissima retromarcia ha rinnegato tutto ciò che aveva professato e detto finora. Abbiamo discusso a lungo in Consiglio regionale di questo e non capiamo quali siano le motivazioni per cui spingono l'autonomista Zaia ad accettare pedissequamente una scelta del governo centrale, rinnegando quanto finora da lui detto e anche si era battuto. Noi siamo contrari, il nostro non è un no ideologico, è un no scientifico, un no motivato. Questi sono dei territori che hanno un'estrema sensibilità, alla quale stanno già pagando un caro prezzo non solo in termini di disponibilità energetica, abbiamo visto con il rigassificatore e con la centrale, ma anche in termini ambientali. Quindi dire no alle trivelle nel Polesine non vuol dire un no ideologico ma un no scientifico. Invitiamo Zaia a essere coerente e a non cambiare idea come generalmente fa sul resto, ma perlomeno sui temi così importanti.